La burrata è una magia, sembra una lavorazione molto semplice invece e banale, invece c'è tutta una storia dietro. Si parte dalla materia prima, deve essere non buona, di più. La casifichiamo in una maniera molto semplice, più tradizionale, senza niente di particolare, caglio e fermenti, e si ottiene questa pasta. Con la pasta la filiamo. Come si fa la filatura? Acqua bollente, sale quanto basta, sembra tanto ma poi va sciolto, si scioglie con l'acqua, e la filiamo con l'acqua bollente vuol dire a 85 gradi, si deve immergere la mano nell'acqua bollente. Si fa prima però la burrata deve essere ripiena di una cosa, questa cosa è la stracciatella, si deve stracciare a mano questo fazzolettino di mozzarella, stracciare a mano, non tagliare, perché se lo taglio non assorbirà mai la pasta, deve essere stracciato, e sarebbe il cuore della burrata. Si fa un altro fazzolettino, si riempie di stracciatella, si fa una testina, un cappio, acqua fredda e la burrata è pronta. Perché l'avete introdotta? Ma per andare incontro a... prima di tutto a me piace la burrata. È stata un po' una storia particolare, sono andato in vacanza in Puglia, per sfida con gli amici e la famiglia ho detto: ma sei capace di fare il grana, siete capaci di fare la burrata? Insomma, ho detto 4 generazioni che facciamo il grana, saremo capaci anche di fare la burrata e la mozzarella. Ci ho messo 2 anni a imparare una ricetta precisa, a forza di buttare via roba. Dopo 2 anni siamo partiti. E questa burrata e mozzarella hanno fatto un successo incredibile sia nei nostri storici ristoratori che comprano i prodotti di noi, che anche dai nostri amici clienti che ormai ci conoscono. Abbiamo inserito questo prodotto nuovo, molto forse moderno, ricercato, e fa sempre la sua bella figura sulla tavola, soprattutto nel periodo estivo. Se ho ben capito, sei autodidatta? Sì, non è venuto nessuno qua a insegnarci. Con l'esperienza mia e di mio papà, con l'occhio critico delle donne, siamo riusciti, a forza di provare, a fare sta meraviglia.